Questi perché sono... l'ho fatto però? Sì, ecco, perché noi abbiamo un regolamento vecchio come il mondo. Questi sono 2 pacchi dei 4 pacchi di emendamenti presentati da Pettenò, Bettin e Atalmi, comunisti italiani, Rifondazione e Verdi. Li leggiamo per il contributo che danno, all'aiuto al dibattito, perché gli emendamenti dovrebbero essere strumenti dove uno dice: guarda, siccome tu stai facendo una cosa... Mi scusi, sono. Dovrebbero in questo caso. No, lei... Perché io vi faccio un esempio: noi siamo partiti dal 20%, allora noi cosa diciamo? Stupido. Diciamo, diamo il 20% di possibilità edificatoria alle case che esistono e compagnia. Gli emendamenti sono 2.400 che partono dal 20% al 19%, al 18%, al 17%, fino all'1%, poi si va al 40%, poi si ritorna al 39%, 38%. Questi sono emendamenti ostruzionistici. Allora, sono contro la legge e frontalmente. Frontalmente. Non ti allora, ma siccome lei mi dice che abbiamo disoccupazione e compagnia, dallo studio fatto da noi, il piano casa in Veneto trovava nel 1,5 milioni di case singole che abbiamo, trovava la possibilità di un sviluppo economico leggero, senza consumare territorio come dite voi, perché sapete, io ho detto in Consiglio regionale, non è che quando facciamo le case di edilizia popolare consumiamo territorio, cementifichiamo, ma quello è cemento buono, è consumo buono, quando invece l'economia privata, che è veramente buona, crea ricchezza da sola senza l'intervento del pubblico, beh, quello è cementificazione cattiva, consumo del territorio cattivo. Voi avete bloccato per qualche mese molti lavoratori. No, loro perché ha detto che è di comunisti. È un altro partito, è un altro partito. Ma no, non ha detto che è di comunisti. Non stai in Consiglio regionale. Ha detto che è dei comunisti, di Rifondazione Comunista. Ma è un altro partito. Beh, è firmato da Pettenò, Rifondazione. Ma è un altro partito. Sì, ma guardi che ha fatto benissimo, perché nelle ha fatto logiche... bene Pettenò a lasciare a casa molti lavoratori. Perché è proprio ha fatto bene, che... ha ragione. Proprio ha ragione. Guardi, proprio mi metto via, perché in Consiglio l'ho chiamata immondizia questa. Sì, guardi, si caratterizza per il rispetto... Comunque, no, perché è immondizia.